Il 4 di gennaio partirà la stagione dei saldi che terminerà il 31 marzo. Il Friuli Venezia Giulia si è allineato bene o male con tutte le altre regioni d'Italia, a esclusione della Valle d'Aosta, nella quale i saldi inizieranno proprio oggi, il 2 di gennaio, invece l'Alto Adige l'8 di gennaio. In base alle proiezioni nazionali di Confcommercio saranno circa 300.000 i corregionali che approfitteranno degli sconti. Approfitterò dei saldi, non lo so perché ho già speso abbastanza per Natale, quindi vediamo. Sì, parteciperò, credo che ci siano già dei presaldi, infatti oggi volevo vedere se c'era la possibilità di fare qualche affare. Ho i miei dubbi, non lo so, devo vedere, non ci ho ancora pensato. Vedremo, non lo so. Adesso non avrei bisogno di niente, però dopo ti viene la voglia di comprare. Assolutamente sì. Ha già addocchiato qualcosa? No, no, nulla, però non vedo l'ora, sì, sì, sì. Invece, secondo un'indagine dell'associazione Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia, una famiglia su 4 approfitterà dei saldi con una spesa media di 115 euro a persona. Suppongo lo farò, soltanto che sono un pochino da lontano io perché vengo dall'Emilia Romagna, però troverò qualcosa sicuramente. Approfitterò dei saldi, sì, vado adesso a vedere qualcosa, quello che troverò. Sì, certo, siamo già agli inizi. Sì, certo, assolutamente sì. Anzi, sto andando a vedere se già è iniziato qualche negozio a questo momento di sconto anticipato qualche giorno. Chiaro, qualcosina si approfitterà. In realtà tutti abbiamo tutto, no? Per cui non compriamo più perché abbiamo necessità, ma perché per sfizio. Per cui se c'è l'occasione, perché no, volentieri.